Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale Rapporto Napoli per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Napoli. Vai al video. Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole. Il Napoli sta già cercando di scappare. Inutile dire il contrario. Le prossime 4 partite, però, saranno cruciali per capire le reali intenzioni del Napoli, per capire se la fuga sarà confermata o smentita. Conte è riuscito a dare una mentalità vincente alla Juventus. Ora prova a farlo anche qui in azzurro. Il Napoli non molla mai un centimetro, vince le partite sporco e senza esagerare. C'è un enorme margine di miglioramento. Penso anche alla prestazione di Lukaku, ha aggiunto il giornalista. Capisco i dubbi sulla sua prestazione. Adesso, però, ci vuole tempo e fiducia, considerato quanto Conte lo ha voluto e aspettato. Entrambi hanno problemi fuori dal campo. Il georgiano con il rinnovo, il portoghese nella gestione di Fonseca, però Leao ha atteggiamenti inaccettabili. Si comporta come Balotelli, ma dobbiamo avere rispetto per Super Mario che ha vinto tanto. Ma Leao cosa ha vinto? Ha vinto solo uno scudetto e ha un'indolenza che innervosisce anche i tifosi. Quando ha visto Okafor efficace al suo posto, si è comportato quasi come un avversario. Purtroppo per il Milan ha una forte carattere, così d'altronde Kvara è sempre al servizio della squadra, ma ha bisogno di fare un salto di qualità nelle partite più importanti. Ha sprecato male l'Inter rispetto alla Juventus, quella dei nerazzurri? Ha concluso De Paola. Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. Il Napoli è una squadra molto forte, come dimostra la classifica, con un allenatore molto forte. Sono in buona forma, stanno vincendo, sono al primo posto, arriveranno molto motivati. Ma lo siamo anche noi. È stata difficile per preparare questa settimana. Penso che siamo stati penalizzati per la decisione di rinviare la partita contro il Bologna. Volevamo giocare la partita contro il Bologna, soprattutto perché ora abbiamo 2 giocatori come Reinders e Tio squalificati contro Camarda. Lui è un ragazzo con un talento, grande futuro e che si allena molto bene come tutti i suoi compagni. Ci siamo allenati bene e siamo pronti per sfidare il Napoli. Fonseca aggiunge: Leao ha lavorato bene come sempre e questo non è un problema per noi. Sono sicuro che tornerà presto al suo livello. E se giocasse domani? Non dico questa volta. Non lo farò, non spoilerò nulla sulla formazione titolare. Il Napoli è la favorita per lo scudetto. In questo momento è la più forte perché è la prima ed è una delle squadre che può vincere lo scudetto. Cosa non funziona a Leao? Non ho giocato alcune partite, quindi da parte tua nascono dei dubbi, faccio delle scelte, penso a tante cose e per me questo è normale. Il tecnico prosegue. E se fossimo inseriti nella lotta per lo scudetto? Naturalmente i tifosi devono credere in noi perché siamo una squadra forte e in crescita. Essere l'allenatore del Milan è già una motivazione. Contro il Napoli sarà una partita diversa, soprattutto contro una squadra che difende molto bene, contro una squadra che difende molto bene. L'asterisco falsa il campionato? Non voglio più parlare di quello che è successo con il Bologna. Pulisic? Non so dove lo metto, mi piace quando gioca in campo. Inter, Juventus? Ottima partita, ma anche con tanti errori. Il cambio di Leao contro il Brugge non era assolutamente una punizione. La partita mi ha imposto questa scelta. Ho fiducia in tutti i giocatori che sia un'opportunità per chi normalmente non giocare, ha riferito l'allenatore portoghese. Qual è la tua opinione tifante del Napoli? Lascia il tuo commento e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!